se legge, dentro libro destino ci sta scritto che è sano e che campa a lungo. Sciassa fa marron, chiuso in una cella puseriale. Ma come? Il gas a vita per camor. Ma non hai capito. Ma che sto libro destino porta sempre un finale drammatico. Ma hai capito, che è una tattica per scoraggiare i poveri a diventare ricchi. Non hanno capito però che hanno poveri la prospettiva rimane povera. O scoraggia ancora più assai. Altri che tanto dopo ci sta accadendo. Avessi una falli pulita. Loro si pigliano i meglio posti. Che corpi di condottieri, di politici. Gli annunci restano nei posti più umili. E squattri, e mosche, e pullici. Per carità, no per i pullici che sono tutte brave persone. A me mi è educato il corpo in un scarrafone. Si sono chiuso per me lamentare. Che li sei pure ingazzato. Ma basta con queste lamentele terrene. Papà, ma guardate buono. Se è corretto. Basta con queste lamentele terrone. Sì, perché chi l'aveva essere un impiegato della Lega, no? Sì, perché loro ce l'hanno duro. Però morrono pure loro, morrono. Ma non va sempre male. Quello che sapeva prima di me nella vita precedente era un grande vigliacco. Sapete che colpi gli hanno dato? Un leone con una capa tanto. Faceva paura tanto che era rosso. Asciuta che la porta facette un ruggito e dicette: meglio un giorno da leone che 100 da peco. E infatti mancano giorni a campata. Capitai, in Africa durante una battuta di caccia al leone, è stato il primo a essere acciso. Dentro a qualche salone sta ancora a capa sua, con un'espressione tutta contenta. Se non parliamo della burocrazia, la pratica mia precedente, l'hanno tenuto offrisco una vita. C'è sta tante che la burocrazia, che se l'hanno mi è serendo il bagno, pure la carta igienica è essere timbrata. Approfitto di questo momento per fare una lamentela e parlo a nome di tutti quanti. Mettete in i panni che lo povero morto. Parlo a nome di tutti. Non vi sfugate innanzi alla salma. Non pigliate a male parole pensando di non essere sentiti. Si sente tutto quanto. Sparagnate questa delusione. Pensate che il morto già sta soffrendo abbastanza. Se chiuso in una cascia, scuro, sole, senza poter mangiare in tuo bagno. Ogni fosse una capata e con l'odore morto dentro un naso. E la cosa è più brutta è che magari dopo un'esistenza poco gratificante, un'esistenza brutta figura, non vi pare proprio una presa in giro, che alla fine un rigor mortis, visto che in questo stato non c'è più soddisfazione a fare neanche un po' di mano morta. Io andrei, che pensiero nero dietro agli occhi miei è stare, senza una vera tu poter urlare, io sto qua, col mio bagaglio di domande di paure però. Ma in un marena che sta vita accade, Giulia che l'anno che passa,
pareva nuvesa conosciuta, pareva nuvesa comandata, pareva nuvesa comandata. Non mi va dover scoprire solamente alla mia età che non esiste un lieto fine nelle favole, ma non muore mai chi beve l'acqua nelle sue passioni e dentro latte si bagna i piedi, Cioè nel latte si bagna i piedi, guadagnando l'eternità. Guardate che luce caducava perché mano ci pensa tu a che luce l'amo appartiene, giugno che l'anno che è passata pareva nuvesa conosciuta, pareva nuvesa comandata, pareva nuvesa comandata.